Seconda corsa dall'Arcoveggio, un doppio chilometro, cavalli di 3 anni. Bonton GSO, Bolt, Bolero di Poggio, Benny Trio, Balla coi Lupi LR, Birba Caf, Bruno Ska, Bella De Oro, VGL e Baby Spritz. Questo è lo schieramento. In chiusura Birba Caf è la più appoggiata, resta su 2 successi a seguire. Macchina intanto che accelera e c'è la gran partenza ancora di Birba Caf con il numero 6, ma rientra al suo interno Benny Trio, che vorrà probabilmente sopravanzare il cavallo all'interno, non ci riesce, quindi si accoda in terza posizione, perché intanto Birba Caf riesce a sfilare con parziale in 15, superando così l'opposizione di Bonton GSO, è partito invece con cautela Numero 5, Bolt, Balla coi Lupi mentre Balla coi RL, Lupi era rimasto squalificato. subito attardato ed è stato squalificato. 400 in 29,9. Avanza a questo punto Bolt. In posizione di rincalzo invece vediamo Bella De Oro, che non segue Bolt, si limita a rimanere in quinta posizione in corda, e intanto i 600 vengono coperti. In 45,5 ancora Enrico Bellei a fare l'andatura, dunque, con questa Birba Caf che si appresta a completare gli 800 metri. Bolt impegnato in duro percorso scoperto, anche se è un cavallo tosto, tonico, abbiamo visto anche bene in sgambatura, a ridosso di Bonton GSO, mentre in terza posizione lungo la corda rimane Benny Trio, e se ne va così il chilometro che Enrico Bellei percorre in 1,14,9 con la sua Birba Caf. Vediamo ora il secondo passaggio davanti alle tribune. All'esterno c'è anche Bruno Ska che si trascina Baby Spritz, mentre è rimasta in corda Bella De Oro che si trascina Bolero di Poggio. Un altro parziale svelto in 14,6 e ora siamo a metà della penultima piegata. Si è accodato in seconda posizione intanto Bolt, superando Bonton GSO, 600 alla conclusione, 14,7 la frazione. Ancora Enrico Bellei in vantaggio con Birba Caf. Seconda posizione per Bolt, che però si avvicina e cerca di prendere la rincorsa per scattare all'esterno dell'avversario, che però non si lascia ancora avvicinare. 400 al palo, 14,8, siamo sulla curva conclusiva, poco più di 300 al traguardo, con Birba Caf in fuga, Bolt che la insegue, e al completamento della curva finale mantiene inalterato il vantaggio Birba Caf. Bolt in seconda posizione, sembra optare per l'open stretch, ma Birba Caf ha ancora energia in serbo per allungare con facilità. Vince nettamente Birba Caf, secondo posto per Bolt. Al terzo chiude Baby Spritz, 28,9 a chiudere, 1,13,9 sul doppio chilometro, e davvero c'era poco da fare con una Birba Caf in queste condizioni. Enrico Bellei si presenta subito dunque con una doppietta, con 2 numeri 6 vince le prime 2 corse, percorsi di testa in entrambe le occasioni. L'Enrico Bellei dei tempi migliori, lo abbiamo visto scattare al comando in 200 metri alla prima corsa, in 200 alla seconda, e poi non c'è più stata corsa. Anche in questo caso, vedete, vince molto molto agevolmente Birba Caf, davvero un successo nettissimo che conferma lo stato di grazia di questa cavalla, che ottiene il terzo successo consecutivo. Enrico Bellei, Birba Caf, quota di 3,43.